Buongiorno a tutti, oggi andiamo sul monte Palantina. Prendiamo il sentiero da questo punto e saliremo per Val Sughet. A 50 metri c'è la partenza dei sentieri, Cima Manera, il 924, sentiero Gerometta 993. Noi faremo la parte bassa, quella più facile. Ecco, qua si allarga dopo aver passato il primo muro di roccia. Qua abbandoniamo la strada, giriamo a destra per il 924 Cimon del Cavallo. Qui le salite sono ripide e il dislivello sarà di circa 900 metri. Questa è la Palantina, Tremol, Colombera, Cima Manera, Fulani. Tra poco giungiamo al crocifisso dove si diramano i sentieri e a destra si va su per le cime, mentre noi andiamo a sinistra per quella bassa. Nel Centro d'Ordi Biscotti, 918, Alta Via dei Rondoi. Bivio Sentiero 992, Casera Palantina. Poi c'è la diretta del Cimon del Cavallo, poi c'è la Palantina e di qua ovviamente il ritorno. All'amico Gerometta, promotore e manutentore dei sentieri su questi monti. Allora, qui ci sono delle cavità, ci sono delle grotte. Che meraviglia! Noi dobbiamo andare lassù. Adesso invece essere un po' più seria la cosa. Basta poco per perdere l'equilibrio qui, anche perché l'aria si fa più rada e comincia a girare un po' la testa. Vedi che c'è il traverso che va su dritto? Lì potrebbe esserci neve, è da capire. Abbiamo questo traverso erboso ora che è abbastanza asciutto e si cammina bene, ma se è verde e bagnato potrebbe essere scivoloso. È il Gerone, guarda qua il Gerone. Guarda dei fossili, se li vedi.
Guarda là il sentiero. Facciamo così. Delle ultime rocce dove Qua solo un piccolo passo sbagliato sei giù. Yeah. Ma Gigi, insomma, occhio. 2000. credo di aver sentito un'aquila. Siamo in Forcella? Vedi là, pinoni su 8 metri, molto lì sarà 80 gradi. Guarda un gracchio. Ecco un gracchio. No, no, mi scivolo qua. Bisognava star più bassi. Bravo. Creati una tua traccia che così riesci a... Occhio qua sull'erba che è molto bagnata. No, mi si incastra anche il coso. Sali ancora un po'. Ecco, punta bene la scarpa. Punta alla sinistra là, buttala su. No, butta qua, fai qua, sempre con appoggio, sempre mai dando peso troppo veloce, sempre con calma. Aspetta che mi faccio. Sì, ma là non era sentiero. Secondo me. Sì, veniva su di là il sentiero. Ah, questo qua. Qua veniva su. Non fosse la fine di quell'altro ieri in bici. Qua appoggiarsi alle rocce e anche mettersi le mani sulle rocce. Perché qua comincia a essere un bel... Cavallo 10 minuti. Andiamo al Cimon del Cavallo. Ah sì. 10 minuti. Cos'è dietro lì? L'alpago? Vediamo di qua. Ah esatto, quello che si vede in webcam.
Ecco là il sentiero e qua c'è il Semenza, vediamo se si vede meglio da questo punto. Quello lì volevi fare in bici? Sì, quello voglio fare in bici. È fattibile? Dove no? Non vedi? E adesso per dove saliamo? Sì, ma se ti dicono si può fare anche senza attrezzatura, sta roba qua la fai senza attrezzatura, ma chi è il che dice ste stronzate?